ringrazio Roberta. Roberta è guida ambientale escursionistica, però una camminatrice da sempre, da 20 anni, 30 anni, quindi guida da 10 anni, non so, ci dirà lei, ma a lei chiediamo soprattutto che cosa cerca e chi è il popolo dei camminatori. Non pretendiamo di dire tutto, ma entriamo nel cuore di un'esperienza concreta, di un'esperienza vera, con cui quindi ci si può confrontare. Bene, buongiorno a tutti. Allora, io sono guida ambientale escursionistica, sono anche autrice di guide, cammino da tantissimo tempo, dagli anni 70 ho cominciato a muovere i primi passi e negli ultimi anni, dal 2011, accompagno soprattutto gruppi. Ho accompagnato gruppi italiani prevalentemente fino al 2017, nel 2018 ho accompagnato quasi esclusivamente gruppi stranieri, prevalentemente anglosassoni e anche un gruppo giapponese, quindi ho avuto conoscenza anche con quel crescente diciamo utente dei cammini che sono gli orientali e che sono fra l'altro probabilmente a livello globale quelli in maggior crescita. Dicevo che ho cominciato a camminare, altra parentesi, io ho camminato anche in Sardegna. Nel 2007 ho fatto il periplo a piedi delle coste, sono partita da Olbia e sono arrivata a Olbia, perché eravamo in due, io e Riccardo Carnovalini, che è uno dei grandi protagonisti del cammino italiano. Quindi Olbia è un posto che diciamo è un punto nodale per me, per la mia vita, per la mia esistenza, e la Sardegna anche. Ho accompagnato anche in Sardegna, ho sviluppato e accompagnato su una parte del cammino di Santa Barbara, quello costiero, facendo le isole sulcitane, quindi Sant'Antioco, l'isola di San Pietro e diciamo da Porto Vesme fino a Piscinas. Un cammino apprezzatissimo, un cammino non facile, un cammino molto avventuroso e che ha sempre avuto molto successo. Dicevo, ho cominciato a camminare molto tempo fa. Io ho una formazione da linguista in realtà e quindi mi interessano i significati delle parole. Se vedete la slide vedete che ci sono tanti modi di camminare e tanti tipi di camminatori e non ci sono delle parrocchie esclusive perché è tutto molto fluido, non ci sono delle categorie fisse. Magari ne abbiamo in mente la figura tipica del pellegrino duro e puro, ma non c'è solo quello, ci sono tante sfumature fortunatamente e tanti modi di camminare e quindi tanti possibili utenti delle varie forme di cammino proposte in varie salse e in vari modi. Appunto ho messo delle parole italiane, delle parole inglesi. E ci sono delle parole italiane e sembra che noi non abbiamo molto ben chiaro, non abbiamo una parola che identifichi un nuovo tipo di camminatore. L'inglese è un pochino più preciso. Allora, negli anni 70, quando io ho cominciato a camminare, se uno mi dice vado a fare un pellegrinaggio, allora uno pensava alla classica corriera con il parroco e una meta come Monte Sant'Angelo, Lourdes o qualche altro luogo, qualche altro santuario mariano. Quello era il pellegrinaggio, nessuno si sognava di camminare su un sentiero e andare a Roma, era qualcosa che era al di là della nostra immaginazione. Quello che poteva esserci, appunto io ho cominciato a camminare sulle Alpi e quindi era un cammino di montagna, anzi non era concepibile camminare altrove che in montagna. Si arrivava con la macchina, sempre con la macchina, oppure prima quando non, chiaramente ho cominciato a camminare quando avevo 16 anni, con la corriera si arrivava nel punto più alto raggiungibile da un mezzo e da lì si cominciava a camminare via dalla città, cioè bisognava allontanarsi assolutamente dalla città. E chi camminava in montagna era anche diciamo, faceva un'esperienza di serie B rispetto all'alpinista, perché l'alpinista era quello che andava in cima alle montagne più difficili, che usava le corde. Se tu invece eri semplicemente un escursionista, facevi al massimo un viaggio di 2 giorni
col pernottamento in rifugio, dormendo anche in modo così molto spartano, al freddo, con sacchi a pelo pesantissimi, in luoghi che molto spesso erano anche sporchi. Insomma, era un'esperienza molto pionieristica, con tutto un corollario di immaginario legato ai calzettoni rossi, agli scarponi di cuoio pesantissimi, duri, che facevano venire le vesciche sempre, con una retorica legata ai canti di montagna, alla prima guerra mondiale, al Signore delle Cime, alle croci in cima alle montagne. E francamente io già negli anni 70 in questo tipo di immaginario non mi riconoscevo proprio per niente. Perché nascevano in quel periodo le associazioni ambientaliste che proponevano un tipo di esperienza molto diverso da quello dell'alpinista montanaro, che era un'esperienza, diciamo, di carattere più naturalistico. Quindi il WWF aveva le oasi, c'erano dei percorsi segnati, si andava a camminare per scoprire la natura, e purtroppo in Italia però, e lo constato ancora adesso, la cultura scientifica è piuttosto scarsa. E quindi questo tipo di cammino, di esplorazione della natura, diciamo, dal punto di vista del naturalista, non è mai veramente decollata, nonostante il successo di riviste come Airone, che a volte proponevano degli itinerari alla scoperta degli ambienti naturali del nostro paese. Se invece passiamo poi appunto ci sono una parola come viandante che cerca di mediare, cerca di spiegare un cammino che non è sportivo, che non è naturalistico, che è più culturale. L'inglese invece ha dei termini molto molto precisi e che hanno delle spiegazioni molto dettagliate. Il camminatore, il walker, quello che va per i boschi, hiker è quello che più si rappresenta il tipo di viaggio a piedi, che poi questo è alla fine un viaggio a piedi, di cui parliamo oggi. Vuol dire attraversare un territorio a piedi. Backpacker è una parola che ha tantissimi significati ed è molto mutevole nel tempo. Allora, in ambito anglosassone fare un viaggio backpacking vuol dire portarsi tutto sulla spalle. È il viaggio che io ho fatto in Sardegna nel 2007. Zaino completo, quindi tenda, sacco a pelo, attrezzatura per cucinare, ricerca di ambienti selvaggi, perché la Sardegna è uno dei posti in Italia che ha la fortuna di avere degli ambienti di wilderness, sia sulla costa, sia nel Supramonte, penso appunto alla costa delle miniere, ha dei tratti di wilderness, così come il Supramonte costiero, e sicuramente ce ne sono anche altri. Ambienti di wilderness rarissimi in Italia, che è un paese assolutamente sovrappopolato, però questi ambienti esistono e la Sardegna è uno dei posti che può offrire questa cosa, questa esperienza. Backpacker però ha nel tempo mutato il suo significato e si sono aggiunti dei significati. Negli ultimi anni chi fa un viaggio appunto in autonomia e in autosufficienza è un viaggiatore che ha altre caratteristiche, è giovane, non ha molti soldi, si porta tutto dietro, però viaggia in aereo, viaggia con i voli low cost, fa dei viaggi molto lunghi nel tempo, anche un anno, anche di più a volte, si ferma a lavorare attraverso associazioni come il WUF, che appunto promuove lo scambio di lavoro in aziende biologiche, come un'associazione che si chiama Workaway, quindi ci si può fermare in un'azienda qualsiasi o anche in una casa privata, offrire le proprie prestazioni come babysitter, manovale, come guardiano di cani, gatti, di bestiame, come aiuto nella raccolta delle olive, qualsiasi cosa. Quindi ci sono persone che fanno questo tipo di viaggio, perché un'esperienza di viaggio la è, con queste caratteristiche, spendendo poco, stando via molto tempo e facendo un'esperienza che in un certo senso cambia la vita. E questa parola del cambiare la vita, di tornare trasformati, la vedremo più avanti, perché è una delle componenti fondamentali del cammino, cioè del viaggio a piedi. Poi c'è la parola trekking, che io ho sempre odiato, perché è una parola che ha un brutto suono, di origine boera, quindi una parola che è legata al Sudafrica addirittura, ed è il grande viaggio di attraversamento di territori spopolati selvaggi
con tutto, comprese le masserizie. In genere in ambito anglosassone definisce un viaggio a piedi in un ambiente diciamo anche selvaggio, con lo zaino, e quindi il trekking non dovrebbe essere, in teoria non dovrebbe essere un viaggio in cui alla sera ci si ferma in un albergo e si fa una buona cena, magari anche la degustazione in cantina, ecco, non è quella cosa lì, però è una parola che ha avuto molta fortuna in Italia. Se serve usiamola. Io forse preferisco viaggio a piedi, che è una parola italiana e che può, anche se non è una parola bellissima e composta, può tenere dentro tante cose, perché vedremo che in realtà l'esperienza del cammino tende per un pubblico internazionale a tenere dentro tante cose. Poi ho messo una parola buffa, strana, che è saunter, perché saunter è una parola che in realtà ci viene da John Muir, che era uno scozzese trapiantato in America, è stato uno dei padri dell'ambientalismo americano, del conservazionismo, quindi la nascita dei parchi si deve alle sue esplorazioni, soprattutto in un luogo simbolo che è Yosemite. È stato vicino ai trascendentalisti americani, quindi un movimento di carattere romantico, e lui dice appunto non mi piace la parola hike, non mi piace nemmeno il concetto. La gente dovrebbe saunter, cioè camminare, diciamo vagabondare sulla montagna e non appunto hike, non scalarla, non camminare in questo modo più sportivo, diciamo, perché dice l'origine della parola saunter è una bellissima parola e nel Medioevo appunto le persone che facevano il pellegrinaggio ai luoghi sacri, quando appunto venivano interpellati nei villaggi su dove andassero, questi replicavano alla Sainte Terre, alla Terra Santa, e quindi da Sainte Terre, da una parola francese, è venuto fuori saunter. E lui preferiva questa parola assolutamente desueta che nessuno userà mai, però a me piace questa parola perché appunto indica un approccio forse più laico, e per questo a me piace, dice che dovremmo appunto saunter, quindi avvicinarci agli ambienti naturali con reverenza, appunto, e non affrontarli in modo sportivo, perché sosteneva lui appunto questi ambienti naturali, questi grandi ambienti naturali dell'America sono un tempio di Dio sulla terra, quindi un approccio romantico, ma diciamo, nell'andare a piedi, nel viaggiare a piedi c'è molto di romantico. E appunto con questa definizione di viaggio a piedi come di appunto approccio romantico al territorio, vi propongo alcune parole che non sono mie in realtà, ma le ho tratte da uno studio che è stato fatto da un'organizzazione che si chiama ATTA, cioè l'associazione del Adventure Travel, quindi il viaggio avventura. È un'associazione internazionale e se voi andate sul sito atta.org trovate tutta una serie di indagini, di dati, di approfondimenti, alcuni a pagamento, cioè per l'indagine del 2018 sicuramente costerà qualcosa come $99, però è molto interessante perché è fatta su un campione anche molto vasto, internazionale, e quindi sono state studiate le parole chiave da un'indagine condotta su 1000 viaggiatori, quindi è stato chiesto perché, cioè il viaggio avventura che voi fate, che cosa vi dà, perché lo fate, e uno dei motivi, il principale motivo, è che secondo me li somma tutti gli altri che vengono dopo, è la trasformazione. Cioè si torna da un viaggio di questo tipo, da un viaggio a piedi, da un viaggio in cui ci sono degli elementi di avventura, si torna cambiati nell'intimo, si torna diversi, si torna trasformati, quindi è un'esperienza che ci cambia la vita il viaggio. E a volte non serve un viaggio di 2 anni o di 2 mesi, a volte basta anche una vacanza di 7, 9 giorni, che è sono i giorni diciamo medi di un viaggio a piedi, di un viaggio avventura organizzato da un tour operator. Andiamo avanti. Tra le parole chiave c'è anche la comprensione.
vuol dire espandere i propri orizzonti e conoscere il mondo. E l'ho sperimentato anche nell'ultimo viaggio che ho fatto, accompagnato appunto un gruppo di operatori del settore appartenenti a questa organizzazione ATTA. Li ho accompagnati in Toscana sulla via Francigena, erano quasi tutti nordamericani, erano quasi tutte persone molto colte, molto esperte, molto abili nel loro lavoro, e però come tutte le persone che vengono dal mondo anglosassone, soprattutto dall'America, non hanno una prospettiva storica, hanno una scarsa conoscenza della nostra storia. E in realtà io ho trovato, non ho trovato assolutamente arroganza, tutt'altro, ho trovato invece il grande desiderio di capirla questa storia e che ci fosse qualcuno che gliela raccontava in un modo chiaro e che illustrasse tutti gli aspetti anche in profondità. Questa persona ha fatto un sacco di domande e quindi il viaggio serve a capire, a conoscere una cultura diversa e a approfondire. Quindi la parte culturale, infatti il viaggio avventura nella concezione appunto dell'adventure travel significa un mix di natura, quindi esperienza naturale, e di cultura. Cioè la cultura non può mai mancare, deve sempre esserci. Competenze e abilità. Uno dei motivi per cui la gente viaggia è anche apprendere nuove abilità, nuovi skills proprio, veramente fare dei corsi, nel senso che una delle cose che si possono fare viaggiando, e viaggiando anche con un'esperienza di avventura, è quella di veramente imparare nuove cose. Ovviamente uno pensa subito all'enogastronomia ed effettivamente io quest'anno ho accompagnato dei gruppi per famiglie anglosassoni in cui erano previste varie attività in natura, culturali, anche di cammino e ovviamente anche un'esperienza di qualcosa di manuale. In quel caso, visto che era un viaggio per famiglie, diciamo, il corso era un pomeriggio in cui si imparava a fare la pizza. Sembra una cosa banale, in realtà io ho partecipato anch'io a questa cosa pensando di sapere tutto, di saper fare la pizza, in realtà ho imparato tantissimo perché chi ha fatto questo corso a Salerno lo ha fatto benissimo, quindi ha spiegato nel dettaglio e molto bene come funziona la lievitazione, come si fa una pizza. Tutti hanno fatto la propria pizza e poi siamo mangiati tutti insieme ed erano pizze ottime perché abbiamo avuto la guida di un cuoco, di un pizzaiolo molto molto bravo ed è stata un'esperienza gratificante per tutti. Ma possono esserci tante altre cose. Io penso alla Sardegna come una terra di grandissima competenza nell'artigianato o anche in agricoltura e quindi le persone vogliono conoscere anche come vengono fatte le cose o come vengono prodotti i cibi che mangia o i vini che beve. Capire come vengono fatte è una componente molto importante e non è, voi pensate, ma qua stiamo parlando di cammini, non di turismo enogastronomico. In realtà queste cose vengono fatte dopo una giornata di cammino. Una giornata di cammino leggero, in cui uno finisce alle 5 del pomeriggio, può prevedere che uno vada a visitare una cantina e capisca qualcosa in più rispetto alle vigne che ha visto passando. Io vengo dalle Langhe, quindi questa è una cosa che a me sta molto a cuore. Camminare nel paesaggio agricolo, capire quel paesaggio, farlo capire e farlo provare proprio sulla propria pelle. Altra parola chiave. Allora, sono in ordine decrescente di citazione, adesso non ho messo i numeri, però si va a scendere, nel senso che le parole che vedremo adesso dalla natura in poi sono un po' meno importanti, ma la più importante è sempre la trasformazione personale, che secondo me poi include tutte le altre. Comunque la natura deve sempre esserci, poi vedremo più avanti anche un altro schema che lo spiega. Scoprire le bellezze dell'ambiente e del paesaggio. Molto più che una volta, quando io camminavo in montagna negli anni 70, in realtà non avevamo una grandissima attenzione per la bellezza naturale.
era molto più l'aspetto sportivo che contava, cioè l'arrivare in cima, il far fatica e arrivare alla vetta. Non era tanto, non capivamo tantissimo quel paesaggio, così come molto spesso i paesaggi usati molto diversi. Però certamente l'immersione nella natura è uno degli elementi fondamentali che non può mancare. Allora, questa parola chiave, quella della pace interiore, della funzione antistress del viaggio, per mia esperienza è molto importante per un pubblico italiano, anche per gli anglosassoni, ma soprattutto gli italiani cercano moltissimo la fuga da una quotidianità assolutamente caotica, e il viaggio a piedi semplifica tutto. E questo vale sia per il pellegrino duro e puro che parte e vuole stare sul cammino, sia per chi sceglie una vacanza anche molto costosa di una settimana. E questo perché? Perché il cammino semplifica la vita in modo enorme. Innanzitutto rallentiamo i contatti con il mondo esterno, anche se poi tutti hanno lo smartphone. Abbiamo pochi compiti durante la giornata, che sono partire da A, arrivare a B, camminare, quindi non c'è altro da fare. Siamo ridotti alla soddisfazione dei bisogni più essenziali, mangiare, bere e poi dormire la notte, quindi la nostra vita viene semplificata in modo radicale. Ci portiamo dietro poche cose, perché lo zaino pesa, quindi è chiaro che lasciamo il superfluo, e questo contribuisce veramente a farci ritrovare una dimensione più umana. E questa è una delle parole chiave, secondo me, che sul successo dei cammini, anche dei cammini lunghi, dei cammini di pellegrinaggio, conta tantissimo. Abbiamo tanto superfluo di ritrovare noi stessi, di ritrovare un ritmo più umano della vita, e secondo me, e poi appunto sgombrare la negatività, perché camminare, quindi far fatica, la fatica è un elemento molto importante. Per questo uno dice: prende l'aereo, va a Santiago in 2 ore. No, se ci metti la fatica, innanzitutto te lo guadagni, ma poi la fatica ti purga veramente da tutte le passioni negative che in una vita molto stressante che facciamo accumuliamo. Allora, l'adrenalina, anche solo 10 anni fa, nei sondaggi dell'ATTA sarebbe apparsa l'adrenalina tra le prime voci. Quindi il turismo avventura fatto di bungee jumping, di voli in elicottero piuttosto che in mongolfiera, piuttosto che in avventure estreme, è in calo, è in forte calo, nel senso che la gente non cerca più, o cerca molto di meno, le esperienze elettrizzanti, ma le cerca, nel senso che questa è comunque una parola che appare. Quindi un minimo di avventura controllata è quello che ci vuole. Rispetto alle esperienze adrenaliniche, la Sardegna ha tutte le possibilità di questo mondo, dalla canoa appunto al viaggio in ambienti di wilderness, all'arrampicata. Sicuramente ci sono tantissime possibilità di dare delle esperienze elettrizzanti, e queste funzionano soprattutto con un pubblico più giovane. Chiaramente la maggior parte dei viaggiatori, vedremo, hanno una certa età, però anche per attirare un pubblico giovanile, attivo e maschile, le esperienze attive e sportive in natura, secondo me, sono comunque una cosa da tenere in considerazione. Quest'altra parola chiave, anche questa, per il pubblico italiano è importantissima, e soprattutto per i viaggi a piedi, i viaggi a piedi in gruppo. Io ho accompagnato gruppi e ho potuto constatare che moltissime persone che viaggiano in autonomia sul Cammino di Santiago, sulla Via Francigena o su altri cammini, cerca anche questo, cerca gli altri camminatori, che chiaramente sono persone un po' come lui, che condividono passioni, ideali, esperienze, ma anche nel viaggio di gruppo, dove si incontrano persone che si iscrivono a un viaggio e non si conoscono, e quindi lo fanno anche per conoscere altre persone. Questo è un fattore importantissimo, la socializzazione, e questo vale per i membri del gruppo all'interno del gruppo, ma anche per
le persone che si incontrano sul cammino, quindi i personaggi del cammino, l'ospitalità in luoghi familiari, la gestione familiare delle strutture ricettive, fenomeni come Airbnb, chiaramente sono questo, sono la ricerca di un contatto umano sia con il locale sia tra le persone che viaggiano. Ok, tanto quasi finito. Le storie, la narrazione è un fatto importantissimo. Leggevo appunto per un pubblico soprattutto orientale e gli orientali vogliono portare a casa una caterva di selfie e di fotografie e di filmati su storie e sulla loro storia personale, sulla loro avventura, perché la condividono con il loro gruppo sociale. Quindi moltissimi vogliono viaggiare per narrarsi delle storie. Anche questo è un dato importante. Veramente siamo agli sgocci, nel senso che la salute sicuramente è uno dei dati importanti nella scelta di un cammino, perché si fa un esercizio fisico, ma non è tra i dati principali, assolutamente. Così come l'originalità. Chi fa un cammino, chi sceglie una vacanza a piedi, molto spesso sceglie una meta lontana, anche lontana e poco raggiungibile, lo spiega anche il suo volo, per un posto piccolissimo, o la difficoltà di accesso nel Cammino di Santiago. Molti sono alla ricerca di posti dove non vanno tante persone. Adesso vi passo in carrellata alcuni dati rispetto questi sono del 2017, sicuramente sono già disponibili quelli del 2018. Come vediamo, nei viaggi a piedi che io organizzavo c'era una prevalenza netta femminile. A livello internazionale è minima, nel senso che effettivamente sono un po' più le donne che scelgono i cammini. Secondo me in Italia partecipano le donne perché forse non abbiamo delle proposte attraenti per il pubblico maschile, evidentemente, perché a livello internazionale sembra esserci comunque un pubblico maschile, così come l'età. Molti sono preoccupati nel nostro settore dei viaggiapiedi di un'età un po' avanzata. È vero, fanno viaggi a piedi, scelgono la settimana di cammino molto spesso alla fascia dai 45 ai 50, anzi dai 51 ai 60 anni, molto spesso perché hanno una capacità di spesa più alta. Però vediamo che la fetta tra i 29 e i 40 e i 41 e i 50 non sono molto lontani, quindi ci sono viaggi secondo me per tutti questi tipi di gruppi. È chiaro che un viaggio per una persona sui 40 anni sarà un viaggio un pochino più difficile, un pochino più avventuroso, un pochino più spartano, un pochino più impegnativo. Il viaggio per il sessantenne sarà un viaggio estremamente confortevole e quindi hanno delle caratteristiche diverse, ma ci sono viaggi per tutti, insomma. Molto spesso appunto qua fa vedere che sono le coppie che viaggiano. Le coppie magari sceglieranno un viaggio in autonomia, quindi non con un gruppo, e si faranno organizzare un pacchetto di viaggio ad hoc, magari molto customizzato, cioè molto, molto specifico per le loro scelte. I gruppi sono comunque, anche se non sono la maggioranza delle persone che viaggia a piedi in ambito internazionale viaggia da solo o in coppia. I gruppi sono veramente una minoranza. Andiamo avanti. Allora, io vi faccio vedere che tra le attività più richieste nel viaggio avventura, hiking, cioè il cammino, è la principale ed è quella in crescita. Unita al turismo culturale, quindi il mix di viaggio a piedi e cultura è, secondo me, anche secondo la mia esperienza, vincente. Questi viaggi devono avere una caratteristica di sostenibilità ambientale, perché questo pubblico è sempre più consapevole del fatto che il turismo è un'industria ed è un'industria impattante, fortemente impattante, e che ha dei punti critici nelle località più frequentate. Forse Santiago sta diventando un punto critico e quindi è un pubblico estremamente attento al fatto che il proprio viaggio sia sostenibile, con tutta una serie di azioni che si possono fare per rendere questo viaggio poco impattante.
mentre sono in calo o comunque stabili, diciamo, il turismo in bicicletta, gastronomico, ovviamente qua si parla di viaggi in tutto il mondo, quindi il safari è messo per quello, perché magari è un po' meno interessante, e sono chiaramente in calo attività come la caccia, come gli sport motorizzati, gli sport, quindi i ride in camion o in fuoristrada e altre cose un po' più tecniche. Quindi io direi che ho finito e passo la parola ad altri. Grazie. Bene. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.